La solidarietà tuttavia va ben oltre il proprio ambiente di lavoro, perché si esprime anche nel servire, con impegno e assiduità, il bene comune, ossia il bene della società intera. Ma chiediamo, davvero oggi il lavoro è percepito, apprezzato e vissuto come servizio? Un servizio agli altri e alla comunità civile tutta? Vorrei concludere rinnovando a tutti e a ciascuno di voi il saluto che Giovanni Paolo II ha rivolto ai lavoratori della fabbrica di cui abbiamo parlato all'inizio. Cari fratelli e sorelle, la Chiesa, in forza del suo mandato divino, vi è vicina, sta dalla parte vostra, perché essa è a fianco dell'uomo